Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sparatoria nel Vibonese, i carabinieri hanno trovato l'automobile di Francesco Olivieri, l'uomo che nei giorni scorsi ha ucciso 2 persone e ferito una terza. L'auto rinvenuta a Spilinga era stata data alle fiamme. Protesta dei dipendenti dei centri per l'impiego a Catanzaro. I lavoratori hanno occupato una sala della cittadella regionale, chiedono l'applicazione della normativa che prevede la gestione dei centri in condivisione con le province. Ha minacciato e accoltellato un connazionale per avere i soldi della pensione in manette, cittadino marocchino a Gizzeria. Esercente di Saracena protesta con l'ANAS, mi ha ridotto sul lastrico, le modifiche alla viabilità hanno distrutto la mia azienda, l'uomo si è incatenato davanti al suo negozio dallo scorso 6 maggio, ieri notte avrebbe subito un'intimidazione. Il centro iperbarico di Palmi rischia la chiusura, manca personale medico, c'è grande preoccupazione. Calabresi parsimoniosi tra conti correnti, titoli, azioni e fondi per 24 miliardi di euro. In testa alla graduatoria stilata dalla Banca d'Italia, la provincia di Cosenza con 9 miliardi, segue Reggio Calabria con 6. Come ogni anno, nel giorno della festa della mamma, migliaia di fedeli a Paravati per onorare la mistica Natuzza Evolo che presto sarà beatificata. La Vibonese guadagna i rigori, la promozione in Serie C, domani al Marulla il Cosenza affronta la Casertana per il secondo turno dei play-off. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura c'è una novità, lo avete sentito dai nostri titoli per quanto riguarda la sparatoria dei giorni scorsi nel Vibonese. È stata trovata a Spilinga l'auto del killer, era stata data alle fiamme, i particolari nel nostro servizio. I carabinieri hanno ritrovato l'automobile di Francesco Olivieri, il 32enne accusato dell'omicidio di Giuseppina Mollese di 80 anni e di Michele Valarioti 63 e del ferimento di un'altra persona avvenuti venerdì scorso tra Nicotera e Limbadi nel Vibonese. L'assassino si è poi dato alla fuga. L'auto, una Fiat Panda rinvenuta dai militari della compagnia di Tropea, località Colarizzi di Spilinga, era stata data alle fiamme. All'interno dell'auto non c'era il fucile che Olivieri ha utilizzato per compiere il duplice omicidio e il tentato omicidio. Se ne deduce dunque che l'uomo sia ancora in possesso dell'arma con i pericoli e l'allarme che ne derivano. A questo punto gli inquirenti ipotizzano che il duplice omicida possa contare sull'aiuto di un complice e che sia ancora in fuga a piedi, nascondendosi in qualche casolare della zona. Le ricerche di Olivieri da parte dei carabinieri continuano senza sosta. Cambiamo argomento a Catanzaro per la protesta dei dipendenti dei centri per l'impiego, occupata una delle sale della cittadella regionale. Il perché nel nostro servizio. Da tutta la Calabria hanno protestato alla cittadella alcuni lavoratori dei centri per l'impiego per sollecitare il passaggio nei ruoli regionali. Lamentano la mancata attuazione di un protocollo d'intesa siglato lo scorso mese di marzo che definisce le modalità per il trasferimento del personale dei centri per l'impiego dalle province alla regione. Il 14 febbraio prima e il 1 marzo dopo le organizzazioni confederali di categoria della funzione pubblica hanno siglato un accordo, un'intesa proprio per sancire i passaggi essenziali e quindi stabilire fissare successivamente un tavolo tecnico appunto per calendarizzare i vari passaggi necessari appunto per far sì che questo passaggio possa avvenire e che il personale possa vedere riconosciuti i diritti consentiti e tutelati dalla legge. Circa un centinaio gli operatori accompagnati dai vertici delle categorie della funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL che hanno occupato simbolicamente una sala della cittadella
per sollecitare i vertici regionali. Ad oggi, al 14 di maggio, con una scadenza prevista il 30 giugno, la Regione risulta inadempiente rispetto a delle disposizioni normative molto chiare, in quanto con la legge di bilancio entro il 30 giugno del 2018 la Regione è chiamata ad assorbire tutto il personale dei centri per l'impiego, personale a tempo indeterminato e determinato, ma rispetto a questa scadenza purtroppo dobbiamo denunciare la completa inadempienza della Regione, che ad oggi non ha assunto nessun atto propedeutico per realizzare questo obiettivo. Il ritardo, dicono, è ormai insostenibile. Intanto oggi pomeriggio una delegazione di lavoratori e delle organizzazioni sindacali hanno incontrato i rappresentanti della giunta regionale per trovare lo sblocco alla vertenza. Questo personale che è rimasto per 3 anni in un limbo di non appartenenza e che effettivamente è stato mortificato nella propria professionalità, oltre a subire quotidianamente, come dire, le aggressioni di un pubblico che ormai non può più servire come dovrebbe, stante il fatto che questo personale si è ridotto nel corso degli anni. Adesso vi raccontiamo la storia di un imprenditore che si è incatenato sotto una rampa della statale 534 nel territorio di Saracena, una protesta che nasce proprio dalla inaugurazione, dall'apertura della prossima appunto del taglio del nastro, quindi inaugurazione della struttura viaria. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Al bancone c'è un solo cliente e i titolari del bar L'Espresso temono che ben presto il locale sarà completamente vuoto. Sono lontani i tempi in cui funzionava anche il ristorante, l'attività della famiglia Curato fatturava centinaia di migliaia di euro all'anno, essendo un punto di riferimento a Contrada Santa Margherita di Saracena, nei pressi dello svincolo autostradale Firmo-Sibari. Il nuovo svincolo e la chiusura delle abilità avevano già ridotto il traffico e di conseguenza il volume di affari, ma tra qualche mese la situazione peggiorerà ulteriormente quando verrà inaugurata la nuova rampa sulla statale 534 che dirotterà il flusso dei veicoli in uscita ed entrata tagliando fuori la strada sulla quale insiste il bar. Giuseppe Curato da giorni è incatenato sotto la nuova struttura viaria in segno di protesta nei confronti dell'ANAS, sorda, dice, alle sue richieste. Io sono 35 anni che sono qua e già sono da 5 anni, prima 8 anni con un ristorante vecchio, adesso da 5 anni che mi dovevano pagare, ci hanno promesso quello e quell'altro e non hanno mai mantenuto i patti. Ci hanno fatto credere mare e mondo che quando finiva il lavoro loro ci davano qualche cosa. Quello che noi dovevamo avere, non abbiamo avuto mai niente. E domani incomincia a fare sciopero della fame e sete. Che giro di clienti aveva quando le cose funzionavano? Io stavo bene, campavano 11 persone benissimo. Mio figlio faceva una bella vita, i figli miei facevano una bella vita, la famiglia mia andava bene. Anche dipendenti oltre ai figli? Sì, come no, 3 dipendenti. E adesso? Adesso non è nessuno, una persona solo che aiuta mio figlio perché non può stare, che non sta neanche bene. Catena e lucchetto ai polsi, una tanica di benzina accanto alla poltroncina. Ieri, ci racconta l'avvocato Malomo che lo assiste, il signor Curato è stato aggredito da ignoti che avevano l'intenzione di farlo desistere. L'anziano imprenditore è finito a terra. Fortunatamente sono intervenuti i carabinieri di Lungro e Saracena, quasi degli angeli custodi in questa storia di disperazione. Chiedo il risarcimento dei danni, già gliel'avevo chiesto io, tempo il 2013. Se io faccio i cornetti la mattina, i cappuccini, no? Io ne vendevo 300-400 fino a mezzogiorno quando era l'estate. Adesso non ne venderò neanche uno. Che devo fare? Io devo andare a rubare. Io rubare non so rubare. Io fino a che aprono, che dicono loro aprono il 29, io fino al 29 luglio sarò qua sempre fermo. Mi devono portare morto. Quando mi portano morto, dopo me ne vado. Ma come andrà a finire? Ci sono dei precedenti favorevoli, dice il legale dell'uomo. Altre attività commerciali hanno ottenuto l'indennizzo richiesto o il trasferimento su nuovi tracciati e non bisogna spostarsi molto per trovare casi simili. La prefettura di Cosenza sta seguendo la vicenda e insieme alla famiglia Curato attende una risposta da parte dell'ANAS. A Palmi adesso perché c'è una brutta storia, per carenza di personale rischia la chiusura il centro iperbarico, vediamo.
Notizie poco rassicuranti per la Camera Iperbarica di Palmi, considerato centro di eccellenza. Adesso, per la solita carenza di personale medico, rischia un serio ridimensionamento se non la chiusura. Al momento i servizi sono garantiti H24, ma la situazione non è facilmente sostenibile. Dai 5 medici presenti fino a qualche tempo fa, adesso ne sono rimasti 2 e il peso ricade solo su un medico che sta garantendo tutta la reperibilità, affiancato dal personale infermieristico, 8 in tutto, al fine di non fare mancare l'indispensabile apporto dei servizi forniti dalla Camera Iperbarica. Una storia lunga oltre 30 anni che ha fatto della struttura palmese una vera e propria eccellenza della sanità calabrese. Migliaia le prestazioni fornite ogni anno e decine le vite umane che vengono salvate ogni qualvolta da ogni luogo della Calabria si presenta un'emergenza. Un servizio indispensabile messo a dura prova proprio alla vigilia della stagione estiva, quando le emergenze e urgenze si moltiplicano e il personale è chiamato al massimo sforzo. E così, con 3 medici andati in pensione nell'arco di pochi mesi, nessuna nuova unità è stata al momento inserita in servizio. Eppure la strada era stata recentemente tracciata dal decreto Scura dello scorso mese di febbraio, che ha destinato una unità medica tramite concorso alla Camera Iperbarica di Palmi. Al momento però il concorso non è stato ancora bandito e i tempi per la sua realizzazione potrebbero dilatarsi ulteriormente. Un 41enne a Gizzeri è stato arrestato, si tratta di un uomo di nazionalità marocchina per aver minacciato un connazionale. Questa e altre notizie nelle nostre brevi. Tu i soldi li hai perché prendi la pensione e quindi me li devi consegnare, altrimenti ti ammazzo con questo coltello e mi bevo il tuo sangue. Così un cittadino marocchino di 41 anni ha minacciato in un bar di Gizzeria un suo connazionale e al suo rifiuto lo ha colpito col coltello. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione, lesioni personali e tentata violenza privata. Ammontano a circa 7.500 euro le sanzioni amministrative elevate dai militari della stazione Carabinieri Forestali di San Giovanni in Fiore nel corso di controlli svolti in alcune attività commerciali, sequestrati 33 kg di prodotti dolciari e 95 confezioni di salumi. I finanzieri della compagnia di Bibo Valencia hanno sequestrato un'autobot e 250 litri di gasolio di provenienza illecita. 2 persone sono state denunciate per contrabbando di prodotti petroliferi, frode e truffa. Altre 2 persone sono state arrestate quali presunti componenti del commando che il 14 dicembre del 2016 assaltò il cavò della Sicurtrasport di Catanzaro con armi pesanti. Si tratta di Carmine Farate Pietro, 40 anni, e Matteo Ladogana, entrambi pugliesi. Sequestrate le attrezzature e gli strumenti sonori all'interno dei locali del bar Rox a Cosenza, il provvedimento della Procura della Repubblica. Dopo le segnalazioni in questura dei residenti in via Parisio e piazza Santa Teresa, i luoghi della Movida Abruzia, il procuratore spagnolo ha interessato anche il prefetto e il sindaco per l'adozione di misure urgenti sulla sicurezza in città. Nei periodi di crisi i conti dei calabresi, pensate, sono cresciuti dell'80%. Nell'incertezza del futuro le famiglie preferiscono tenere i propri risparmi in banca. La provincia dove il risparmio è stato maggiore è Cosenza, e quanto emerge dai dati di Banca Italia. Vediamo. Nel suo negozietto ha trascorso l'intera esistenza, vestito sempre con la stessa giacca e il medesimo paio di scarpe. Poi, alla sua morte, si è scoperto che in banca ha lasciato 1 milione di euro. La storia arriva da un paesino della provincia di Cosenza, protagonista un ultraottantenne che per tutta la vita ha fatto sacrifici senza concedersi nulla, mettendo da parte i soldi guadagnati col suo lavoro, probabilmente per fronteggiare eventuali periodi di necessità. La storia viene presa ad esempio per commentare il rapporto di Banca Italia sul risparmio delle famiglie. Ebbene, i calabresi, ultimi per PIL, accumulano soldi in banca senza investirli. Negli istituti di credito ci sono oltre 24 miliardi fermi. I conti dei calabresi negli ultimi 10 anni sono cresciuti dell'80%, nonostante i dati negativi su occupazione, investimenti, produzione. Allora, com'è possibile? Probabilmente nell'incertezza del futuro le famiglie preferiscono tenere i propri risparmi in banca, un gruzzolo da cui attingere in caso di estrema necessità. Nei periodi di crisi
mesi, dunque, secondo i dati di Banca Italia, c'è stata una vera e propria corsa al risparmio, soldi che un tempo si tenevano sotto il mattone, oggi si preferisce i più sicuri conti correnti o depositi al risparmio. Cosenza è la provincia dove il risparmio è stato maggiore, con oltre 9 miliardi depositati nel 2016, seguita da Reggio Calabria con 6,6 miliardi e Catanzaro con 5,4. In coda troviamo Vibo con 1,6 miliardi e Crotone con 1,4. Insomma, c'è la crisi e i soldi in banca danno sicurezza. Come ogni anno nel giorno della festa della mamma migliaia di fedeli arrivano a Paravati, siamo nel Vibonese, per onorare mamma Natuzza che presto sarà beata. Vediamo. Potremo essere ormai prossimi a costituire il Tribunale diocesano per la prima fase della causa di beatificazione vera e propria. L'annuncio, atteso e sperato, è stato accolto con un applauso liberatorio dalle migliaia di persone che, come ogni anno, almeno in 7.000, si sono raccolte a Paravati per il tradizionale raduno dei cenacoli di preghiera organizzato in occasione della festa della mamma. Rimane ancora aperta la questione del rapporto tra il vescovo della diocesi, Monsignor Luigi Renzo, e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, ente spirituale nato per volere della mistica Natuzza Evolo, che solo dopo che sarà regolarizzato consentirà la consacrazione della Chiesa. Io credo che il grande miracolo di Natuzza e del Signore sono questi i cenacoli, tutta questa gente che è venuta da tante parti d'Italia, non solo della Calabria. Possiamo considerare questa giornata un passo importante? È un passo avanti, importante per la celebrazione che c'è stata, grande affluenza di fedeli, di pellegrini, di cenacoli di preghiera, di persone che non ho mai visto. E ho apprezzato molto l'omelia del Vescovo, c'è stata un'apertura in direzione del superamento di alcune incomprensioni, d'altronde anche il mio intervento d'apertura andava in questa direzione, i consigli vanno in direzione dell'unità, della pace e dello spirito di collaborazione con la diocesi. Ci dobbiamo arrivare assolutamente, questo è l'intento di tutto il Consiglio d'amministrazione, ma credo di tutti i soci, di tutta l'assemblea dei soci, delle 190 persone che giornalmente chiedono notizie in merito. L'opera di Natuzza va completata. A Reggio adesso, dove è stata intitolata una strada a Francesco Crucitti, chirurgo originario della città dello Stretto, che, lo ricorderete, fu medico di Papa Giovanni Paolo II. Vediamo. Da oggi la strada compresa fra Piazza Rende e Viale Europa a Reggio Calabria porterà il nome di via Francesco Crucitti. Ecco il momento dell'intitolazione al celebre chirurgo reggino, svelata la targa che campeggerà su questa arteria. Crucitti era un grande professionista, balzato agli onori della cronaca, perché il 13 maggio 1981 diresse l'operazione chirurgica d'urgenza di Karol Wojtyła dopo l'attentato ad opera di Mehed Ali Akça durante un'udienza in piazza San Pietro. Il successo dell'intervento fece sì che fu sempre lui ad essere scelto come chirurgo dal Papa. Nel 1992 infatti egli operò nuovamente Wojtyła a causa di un polipo cancerizzato del colon discendente e l'8 ottobre 96 per l'appendicite subacuta. Francesco Crucitti è stato il primo medico nella storia ad aver operato 4 volte un Papa. Venuto a conoscenza della morte di Crucitti, il Papa si recò in via delle Fornaci dopo la sua udienza settimanale in Vaticano e parlò con la moglie e i figli e benedisse la salma. Dopo avergli carezzato lievemente una guancia prima di andarsene, disse: «Sono venuto per mostrare la mia gratitudine nei confronti dell'uomo che mi ha salvato la vita». Anche la città di Reggio ha voluto rendere omaggio ad un figlio illustre e così, alla presenza del sindaco Giuseppe Falco Matà, familiari e amici hanno partecipato con grande commozione per ricordare un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo. La medicina, con il convegno organizzato dall'AME, l'Associazione Medici Endocrinologi della Calabria, al centro dei lavori le patologie tiroidee. Vediamo.
Confronto tra esperti a Cosenza sulle malattie della tiroide. Al centro dei lavori le più frequenti patologie come ipotiroidismo, ipertiroidismo, noduli benigni e maligni. Un approccio terapeutico integrato per la cura di patologie molto diffuse tra la popolazione. L'evento è stato promosso dall'Associazione Medici Endocrinologi della Calabria, responsabili scientifici Giovanni Filice e Achiropita Pucci. Siamo riusciti ad organizzare per la terza volta un convegno di portata nazionale sulla sensibilizzazione ai problemi della tiroide, la divulgazione a livello di tutti gli operatori sanitari che ruotano intorno alle patologie che interessano la tiroide, patologie che hanno una larga diffusione in tutto il mondo, in Italia in particolare, e quindi informare, incontrarci, confrontarci tra più professionisti è lo scopo principale dell'associazione. Al simposio presenti illustri specialisti di fama nazionale, evidenziate tra l'altro le novità nella diagnosi e nella cura delle patologie tiroidee. Oggi ci sono tante offerte in più da questo punto per i pazienti che hanno indicazione chirurgica, soprattutto oggi è possibile con degli esami preoperatori capire quanto eventualmente siamo in caso di un tumore, quanto questa patologia sia grave e modulare il trattamento con trattamenti più o meno invasivi. D'altro canto anche poi il ricorso a interventi sempre con incisioni più ridotte, con incisioni più piccole, consente di avere degli ottimi risultati sia dal punto di vista chirurgico che dal punto di vista post-chirurgico, offrendo anche per le patologie maligne un tasso di guarigione particolarmente elevato. Ancora per le iniziative, domenica 20 maggio Cosenza ospiterà la terza edizione della sfilata alla bellezza italo-albanese in città. Vediamo. Cosenza ospiterà domenica 20 maggio la terza edizione della sfilata d'onore Bucuria Arbresh Cosenze, ovvero la bellezza italo-albanese a Cosenza, promossa dalla parrocchia bizantina italo-greco-albanese del Santissimo Salvatore dell'eparchia di Lungro. La Calabria è la terra della bellezza. Gli albanesi si inseriscono pienamente con le loro caratteristiche di bellezza, i vestiti della tradizione, i canti, le danze e soprattutto la gioia di appartenere ad un popolo identitario che si è integrato pienamente in questa magnifica terra calabrese, ma non omologato completamente, e che nella condivisione delle ricchezze proprie arricchisce il territorio, le persone e arricchisce anche se stesso, contribuendo a rendere più bella questa terra. Poi la città di Cosenza è un'eccellenza in questo senso e con la terza edizione di Bucuria Arbresh noi porteremo in città tutti i paesi della provincia di Cosenza nel cui territorio ci sono 40.000 persone che in casa e per strada parlano due lingue, l'italiano e l'albanese. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cosenza, sarà l'occasione per far conoscere ai tanti visitatori che ogni domenica affollano la città Abruzia la cultura dell'arberia e l'arberia come cultura. È un popolo che mantiene la sua tradizione, pur nell'integrazione deve essere sottolineato in una città come Cosenza, che è una città viva, una città che della bellezza ha fatto la sua arma vincente. Tutto questo non è soltanto tradizione, ma anche voglia e volontà di aprirsi ad una contemporaneità che certamente non mancherà anche in questa iniziativa. E restiamo a Cosenza perché il prossimo fine settimana sarà dedicato interamente alla cultura. È stato presentato oggi in città un calendario di iniziative. Vediamo. In tutta Italia sarà un weekend intenso, quello dal 18 al 20 maggio, tutto concentrato sui musei, grazie alle numerose iniziative messe in campo da ICOM Italia, International Council of Museum, e il MIBACT, il Ministero dei Beni Culturali e Turismo. Anche a Cosenza le strutture museali, tutte riunite nel progetto Cosenza Cultura, avranno una serie di attività e un ricco programma che coinvolgerà il Museo dei Bretti e degli Enotri, il Box Museum, la Galleria Nazionale, il Museo del Fumetto, il Museo Diocesano, il Museo Consenza e Itinera di Villa Rendano e il Museo Multimediale. Oggi aderiamo alla campagna già del Ministero dei Beni Culturali, quindi c'è una rete di musei aperta anche di notte, ma soprattutto per la prima volta
abbiamo una rete di tutti i musei cittadini, sia pubblici che privati, per offrire uno spettacolo unico, e con la compartecipazione dell'Amaco che metterà a disposizione delle navette per poter consentire un accesso privilegiato a questi musei, e anche una suddivisione di orari in maniera tale che effettivamente chi è interessato, e spero che siano tantissimi, possono fare un percorso che porti dalla sera a tutta la notte per 2 giorni per visitare tutte le bellezze di Cosenza. È anche una notte bianca della cultura, ma è anche e soprattutto far comprendere, e questa è la grande sfida, che il museo non è un qualcosa di statico, che si va a vedere una volta ogni tanto, ma è un qualcosa che noi dobbiamo riempire di contenuto perché possa far parte della vita di tutti i giorni. Parliamo di moda, il calendario della manifestazione Moda Movie, un anno tra cinema e moda, vediamo. Eccoci qua, Moda Movie, 22esima edizione. Moda Movie come sempre, tratta la moda e il cinema per i giovani fashion design e i giovani videomakers. Poi di anno in anno aggiungiamo sempre qualcosa, cioè per noi il fatto culturale e promozionale per i giovani è tutto a 360 gradi. Quindi in base alle proposte che il Consiglio di anno in anno si propone o propongono, noi sviluppiamo il progetto e quest'anno è Art and Work. Art and Work è tutto basato sul lavoro, il lavoro che è una cosa fondamentale per l'uomo e soprattutto per i giovani. Cerchiamo di fare qualcosa e forse qualcosa l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta perché qualcosa sarà pubblicato anche quest'anno, ma ci sarebbe molto da pubblicare. Tanti giovani di Calabria, tanti giovani d'Italia e non solo, che noi, adesso lo dico, abbiamo sistemato con questa Moda Movie, che può sembrare una cosa frivola così, però è un progetto buono, credo serio, e io sono orgoglioso e felice di aver fatto questo e di farlo, perché fare qualcosa per i figli, per i giovani, non è un peccato, anzi dico che è giusto farlo. Non faccio business, no. Io Moda Movie è nata senza scopo di lucro e fino a quando ci sarò io sarà così. Adesso lo sport, cominciamo con la Vibonese che guadagna ai rigori la promozione in Serie C, la festa in città, vediamo. È una città in festa per la conquista sul campo della promozione in Serie C che sana quell'ingiustizia sportiva che tutta Vibo Valentia ha vissuto come un assurdo sopruso. Dopo i primi caroselli in città, alle 22 gli oltre 2000 supporter rossoblù che avevano invaso festosamente Reggio Calabria e sugli spalti del Granillo non si erano risparmiati, incitando la squadra ininterrottamente, si sono moltiplicati per questo ritorno a casa che è stato travolgente. Tutti allo stadio Luigi Razza per accogliere i protagonisti di questa esaltante vittoria in un tourbillon di emozioni, una festa straordinaria che è andata avanti per tutta la notte. Vincere oggi davanti al nostro pubblico è una cosa bellissima, perché questa è una squadra che non è mollata dal primo giorno fino alla fine, siamo sempre stati con la testa e il campionato era difficile per noi, però abbiamo fatto alla fine. Una grandissima festa, tutto bellissimo, comprese tutte queste persone che ci hanno seguito qua e che ci hanno seguito soprattutto a Reggio. Ti sei ritrovato con una grande responsabilità perché i rigori sono i portieri e chi tira. Come ti sei sentito in quel momento? Beh, si sentiva il peso, insomma, non solo della squadra ma di una città intera, insomma. È stato bello poter regalare questa gioia a noi, alla società, a tutta questa meravigliosa gente che ci ha seguito ovunque. È il giusto coronamento per questa squadra, per la società, perché gli era dovuto in tutti i sensi, quindi sono contento anche per il pubblico, quindi finalmente un traguardo raggiunto sul campo. Sono emozionato, sono soddisfatto, sono contento, tutti i sentimenti che uno può dire in questo momento passano dalla nostra mente, ti dico la verità. Dobbiamo continuare così per toglierci qualche altra soddisfazione. Il Cosenza invece affronta la Casertana per il secondo turno dei play-off, vediamo.
Non ci sarà in panchina perché è stato squalificato per 2 turni, ma ha voluto presentare la seconda sfida play-off che si giocherà domani sera alle 20:30 al San Vito Marulla. Mister Braille è fiducioso, soprattutto dopo la prova di carattere mostrata venerdì sera con la Sicula Leonzio, e nonostante l'avversario abbia dalla sua le 2 vittorie inflitte sia all'andata che al ritorno ai Lupi, quello di domani sarà un ostacolo da superare a tutti i costi per accedere alla fase successiva. Ci siamo sempre andati a sbattere contro, onestamente. Loro si sono sempre messi dietro, ci aspettavano e ci ripartivano. Anche in casa abbiamo quasi sempre comandato noi, e un po' la primi 20 minuti hanno fatto un po' loro là a Caserta. Poi siamo usciti noi, però sul fine del primo tempo ci fecero gol sulla spinta di Ida, non spinta, però è una squadra quadrata, è una squadra che sta bene, è una squadra che come noi ha fatto fatica con i cambi dell'allenatore a trovare la propria dimensione. È una partita difficile sia per noi che per loro e speriamo di spuntarla noi. La Casertana è uno degli avversari più in forma in questo momento e contro il Rende ha avuto anche quel pizzico di fortuna che di certo non guasta. Il Rende ha fatto la partita che doveva fare, impostata bene, hanno avuto varie occasioni, con noi l'hanno sfruttate tutte e con loro non sono riusciti a sfruttarle, perché se nel primo tempo finisce 2-3-0 per il Rende non c'è niente da dire. Poi per quanto riguarda il pubblico, il mister spera di vedere un bel colpo d'occhio, così come nel derby con il Catanzaro. Io mi auguro che vengano in tanti e che ci diano una mano, come hanno fatto anche l'altra volta, perché onestamente si sentivano. Perciò io me lo auguro, però non ci possiamo fare niente, perché poi dopo mi hanno detto l'anno scorso che poi sono arrivati 16.000 se passi i turni. Allora speriamo di passare qualche turno e vedere veramente che questo stadio in una determinata maniera, anche come col Catanzaro, andrebbe benissimo, perché vedere lo stadio così pieno, almeno per 2 parti, tribuna curva, a me mi ha fatto molto piacere. Intanto i giardinieri sono al lavoro per tirare a lucido, in vista della sfida, il prato del Marulla. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Il tempo di inizio settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato dall'ingresso sull'Italia di una perturbazione, causato dall'isolamento sul Mediterraneo rispetto al flusso perturbato principale, di una goccia d'aria fredda. Il distacco e l'isolamento di tale goccia fredda saranno determinanti alla loro volta. All'azione di taglio eseguita dalla fusione dell'alta pressione azzorriana e di quella presente sulla Scandinavia. La perturbazione suddetta causerà un graduale calo termico ed un'accentuata variabilità. Saranno possibili fenomeni stabili che interesseranno prevalentemente i versanti tirrenici della Calabria. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, sui versanti tirrenici interni, nubi sparsi e possibile pioggia anche a carattere di rovescio e temporale, soprattutto sul Cosentino dal pomeriggio. Altrove cielo parzialmente nuvoloso senza fenomeni degni di nota. Possibili solo veloci piovaschi sui versanti ionici centro-meridionali. Temperature in ulteriore leggero calo sui valori al di sotto delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì mosso il Mar Tirreno con venti deboli dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli in direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.